Siamo con Mister Conte, tecnico del Cesena, al termine della sfida vinta dalle sue ragazze per 4-0 sul campo dell'Hellas Verona. Che partita è stata, mister? Beh, è una partita, a mio avviso, da parte nostra perfetta, nel senso che volevamo fare una prestazione di questo tipo, ce lo siamo detti nello spogliatoio, però fra il dire e il fare c'è di mezzo l'avversario e credo che oggi noi abbiamo fatto i primi 45 minuti migliori da quando alleno il Cesena sicuramente, per intensità, per qualità di gioco. E probabilmente sul terzo gol c'è stato qualche anche protesto sentito da parte del Verona, probabilmente c'è stato qua, però al di là dell'episodio in sé credo che avremmo legittimato la terza rete in altre altrettante occasioni, quindi credo che oggi il risultato non sia in discussione. Le ragazze hanno fatto una grande partita contro un grandissimo avversario e venire a Verona a vincere credo che sia segno di grande personalità e di grande forza mentale. Secondo te cosa ha indirizzato di più la partita? Il gol arrivato subito, la pressione molto forte sulle portatrici di palla dell'Hellas, il secondo gol arrivato al 15°? Beh sì, noi avevamo preparato una partita di quel tipo lì, come dicevo prima, quindi di pressione, di cercare di portarla subito sui nostri binari. Non sempre questo accade, però abbiamo fatto gol dopo 50 secondi, però si vedeva che le ragazze oggi volevano chiudere un girone di andata stratosferico, secondo me, perché comunque le due davanti hanno girato 40 punti, che vuol dire che tengono un passo da 80 punti, che se guardate i campionati, gli ultimi 4-5 campionati non c'era nessuno, con 37 punti noi siamo lì, ma sembra quasi non essere importante, ma abbiamo fatto una cosa, secondo me, al momento molto molto importante, dobbiamo continuare su questa strada. Quando si chiude un primo tempo giocato in maniera perfetta, insomma, come ha fatto il tuo Cesena, l'abbiamo detto anche in cronaca, che rischi ci sono nella ripresa? Perché la partita poi è sembrata un po' addormentata, non ci sono state grandi emozioni, a dire la verità, fino al gol del 4-0. Ma il rischio è quello di dar per scontato che la partita si vince. Io sono tifoso del Milan, quindi so bene cosa vuol dire andare al 45esimo 3-0 nello spogliatoio e quindi voglio dire, bisogna mantenere la concentrazione alta perché con gli avversari basta un attimo per riaprirla e avevano e hanno le qualità per poter cambiare l'inizio della partita in qualsiasi momento. Però le ragazze credo che siano state molto concentrate e hanno fatto quello che dovevano fare, quindi oggi prova di grande maturità. Si torna in campo fra una settimana, contro la squadra che avete agguantato in classifica, cioè il Parma, che ha perso lo scontro diretto con la Lazio. Adesso l'hai detto tu, siete comunque a -3 dalla vetta, quindi siete lì. Che ti aspetti da questa settimana verso questo impegno che poi aprirà il girone di ritorno? Beh, noi vogliamo cercare di migliorare, quindi all'andata abbiamo perso, per migliorare dobbiamo cercare di fare risultato, vengono a casa nostra, chiaramente la prepareremo bene questa partita, sapendo però che abbiamo di fronte un avversario che era partito ed è in lotta per vincere questo campionato. Noi ci guardiamo alle spalle e vediamo che dietro di noi la più vicina è a 10 punti, questo vuol dire avere un grande margine sul quarto posto che per noi in questo momento è preziosissimo, quindi chiaramente non ci tiriamo indietro dalla lotta e domenica cercheremo di affrontare la partita con la giusta tranquillità e la giusta determinazione, perché ancora manca tanto, non è una partita decisiva né per noi né per loro, quindi spero di vedere tanta gente a Cesena per vedere questa partita e che sia un bello spettacolo per tutti. Grazie. A te. Siamo con Elena Casadei, capitano del Cesena, che oggi ha battuto per 4-0 l'Hellas Verona. Qui a Verona, che partita è stata, Elena? È stata una partita che abbiamo preparato nei minimi dettagli a partire dal lunedì. Eravamo pronte e concentrate dal primo minuto, sapevamo quello che era il nostro obiettivo e abbiamo fatto di tutto per portarci a casa questa partita. Sono orgogliosissima della squadra per l'atteggiamento che ha avuto, per averci creduto fino al 90° e oltre, perché queste partite che si indirizzano nel primo tempo comunque bisogna gestirle perché non è sempre facile e quindi faccio i complimenti a tutte le mie compagne, a quelle che sono partite dall'inizio e anche e soprattutto a quelle che sono subentrate. Siamo un bellissimo gruppo e penso che il campo lo stia dimostrando. Sei entrata nel primo gol, quello che ha un po' indirizzato il match dopo 36 secondi. Ce la racconti un po' quell'azione perché sei andata in sovrapposizione, poi l'hai messa al centro, è andata bene perché è arrivato subito il gol. Secondo te è stato importante nell'andamento della gara o anche quello che avete fatto successivamente, cioè pressare molto sulle portatrici di palla dell'Hellas? È stato importante indirizzare la partita in questa maniera qui, nel senso che partire subito aggressive
Sono una squadra molto tecnica, quindi non dovevamo dargli la possibilità di pensare, di ragionare, e questo sicuramente iniziare a farlo nei primi minuti ci ha aiutato. La pressione ha portato al recupero palla, il recupero palla ha portato a creare poi l'azione che ci ha fatto andare in vantaggio. Sia stato anche nel secondo tempo un po' da lottare, perché non è stato un bel secondo tempo per le emozioni, però in campo c'è stato anche il tentativo qualche tentativo dell'Hellas di provare a rientrare, e dal lato tuo soprattutto, tu e Gaia Lonati avete dovuto fare anche un bel lavoro in copertura, perché l'Hellas spingeva soprattutto da quel lato. Sì, ci aspettavamo comunque un secondo tempo dove le avversarie cercavano comunque di recuperare il risultato. Il nostro obiettivo rimaneva quello di non subire gol e di comunque non abbassarci troppo, non schiacciarci, in modo tale che comunque il risultato doveva rimanere quello e anzi migliorarlo. Così è stato, e a maggior ragione credo che questa sia prova di grande maturità calcistica da parte di tutte. Si chiude il girone d'andata a quota 37, a meno 3 dalla vetta. Che bilancio possiamo fare di questa prima parte di campionato? Assolutamente positivo, non ci aspettavamo un inizio di una prima parte di stagione così, ma penso che la nostra forza sia l'umiltà, quindi continueremo a lavorare sodo per continuare a dimostrare quello che siamo, partita dopo partita. Grazie. Siamo con mister Matteo Pachera, tecnico dell'Hellas Verona al termine della gara persa dalle sue ragazze contro il Cesena. Mister, che partita è stata? È stata una partita che si è incanalata subito male, perché dopo 25 secondi mi sembra, abbiamo preso gol e dopo non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco, a reagire. Abbiamo creato qualche palla gol ma nulla di più, e purtroppo abbiamo preso gli altri gol. Dispiace perché ci tenevamo tanto e abbiamo affrontato una squadra forte, lo sapevamo, e niente, adesso pensiamo subito alla prossima. Ti chiedo se, faccio la domanda inversa rispetto a quella che ho fatto a mister Conte, ovvero se secondo te ha indirizzato di più il match il gol subito, l'atteggiamento del Cesena che comunque è venuto a pressare subito molto forte sulle portatrici di palla, il secondo gol, insomma, secondo te è stato quella prima parte del primo tempo a indirizzare molto? Assolutamente sì, sì, perché dopo prendere gol dopo pochi secondi, dico, è sempre difficile reagire. E ci abbiamo provato, perché abbiamo provato a fare il nostro gioco, però non ci siamo riusciti. Loro chiudevano molto bene gli spazi, lo sapevamo che si difendevano bene, poi erano bravi a ripartire e così è stato. Purtroppo è andata male. Niente, pensiamo alla prossima e assolutamente bisogna reagire. C'era stata comunque una reazione, parlo di risultati, dopo quella serie di pareggi arrivata tra fine 2023 e inizio 2024, 3 pareggi di fila. Il Verona comunque sembrava essere tornato in carreggiata. Oggi, secondo te, è stato più l'avversario, comunque un avversario forte, e il Cesena è a meno 3 dalla vetta, o anche un po' l'atteggiamento che è mancato da parte delle tue ragazze? Diciamo che noi non abbiamo fatto quello che dovevamo fare, è una questione secondo me generale di tutte, che ci dobbiamo interrogare, dobbiamo capire il perché, e affinché non succeda più, ecco. Quindi bravo il Cesena, però abbiamo messo del nostro. C'è adesso da ripartire con il girone di ritorno, che comincerà con un altro impegno complicato, perché si va a giocare sul campo della Lazio, che oggi ha vinto il match, insomma lo scontro diretto contro il Parma. Perdere 4-0 in casa col Cesena, andare a Roma e giocare contro una big del campionato, io penso che sia molto, molto stimolante, quindi la prepareremo bene e cercheremo di fare il meglio là. Quello che non abbiamo fatto oggi lo dobbiamo fare domenica. Ti chiedo in chiusura un bilancio di questa prima parte di campionato, perché si chiude oggi il girone di andata comunque con un Hellas a 27 punti, che anche se non è agganciata al gruppo delle prime 4, è comunque nella parte alta della classifica. Che bilancio possiamo fare di questa prima parte di campionato? Siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo fatto, e si può comunque sempre fare meglio, e la squadra si è espressa bene in molte partite. È vero che abbiamo fatto dei pareggi, però quei pareggi lì ricordiamoci che giocavamo sempre in una in meno per quasi tutto il tempo, quindi non è mai facile giocare in 10 contro 11, e si può fare assolutamente meglio, e cercheremo di farlo già da domenica. Grazie. Prego.